Om. Ragazzi, sto facendo meditazione. Un attimo, Possiamo bestemmiare in libertà adesso. Possiamo? Avete chiuso il video, è finito, La meditazione zen è finita. Possiamo aprire il video? Aspetta, mi preparo pure la gola. Oh, mannaggia chi t'ha morto! Mannaggia chi t'ha morto un'altra volta! Mannaggia chi t'ha morto! Ma no! Ma no! Mannaggia! Ma no! Prima ci mancava il gioco e la difesa faceva schifo. Mo ci stanno briciole il gioco e la difesa fa sempre schifo. Ma che sangue chi t'ha morto la vita passata! Ma veramente state facendo? C'è tutto cazzo! Una cosa dovevate fare! Dovevate vincere, portare a casa i fottuti 3 punti e voi che avete fatto? Avete a perdere un chilo scemo da Parma! Che solo prosciutto tenono! Hanno solo il prosciutto a Parma, mannaggia chi t'ha morto! Mannaggia chi t'ha morto, un'altra volta chi che favo camminare o no? Mannaggia chi t'ha morto un'altra volta! Mannaggia la puttana, la conoscete la puttana? Quella che sta qua a Pavianova, mannaggia pure essa un'altra volta! Ma poi come si fa? Chi lo scemo insegna? Vendi insegne! Li avenno! Non dovevi andare via Ancelotti, ma venne a chi lo scemo! Un giocatore che da 3 metri, nemmeno 11 metri, da 3 metri, butta la palla in calcio d'angolo. Voglio, ma veramente stai facendo? Mannaggia chi t'ha morto! Koulibaly c'è rotto cazzo! Vattene, il prossimo anno te ne devi andare! Non è possibile che quest'anno stai facendo così schifo! Dillo, voglio andare al Manchester United, a gennaio te ne vai! Facciamo pazzi a Luperto, uno si fa schifo non ce ne fotte! Però dobbiamo avere gente che ha voglia di giocare, non combattere! Mannaggia puttana, proprio posto in coppa a Twitter, Facebook, Instagram, a Madonna Gesù Cristo, ragazzi, le aiuta a fare! Mi dispiace per il passaggio, mi dispiace per il risultato, mi dispiace per l'infortunio, ma diamoli proprio! Non è possibile! Mannaggia, io, se non ci stava Meret oggi, se non c'era Meret in porta, perdiva 5-1, perdiva. Mannaggia chi t'ha morto, mannaggia, mannaggia la puttana, mannaggia, io, non è possibile, non è possibile! Comunque 4-3-3 è il modulo del Napoli e su quello non ci piove, 4-3-3 è il modulo del Napoli, punto e basta. Mannaggia, ritornando a quel nanetto che c'è in attacco, quello, io con tutto il cuore, con tutto il cuore, aiuto, ve lo giuro. Insigne deve giocare titolare, Gattuso ha detto è un patrimonio dell'Italia, ma quale patrimonio? Quale patrimonio? Levategli la fascia da capitano, dategli a Mertens. Ma io ho trasuto Mertens, ha fatto un cazzo e assist per Milik. Ma voi avete visto l'assist di Mertens? Ma voi l'avete visto che cazzo di assist ha fatto a Milik? Ma avete visto l'assist che ha fatto Mertens a Milik? Insigne se sogni, Insigne ancora una volta mese, Insigne ancora una volta mese, si va buono poi, si va buono. Mannaggia la puttana, mannaggia. Mannaggia la zoccolo puttana, ma voi siete scandalosi comunque. Mamma mia. 33 tiri a porta, non siete capaci di ingare lo specchio. 73% di possesso palla, non siete capaci di fare un gol. Cioè, mo tutto bene che voglia Gattuso, non è nemmeno una settimana che sta allenando Napoli, quindi io giuro, era meglio se oggi la rinviavano la partita. Era meglio se rinviavano la partita, ve lo giuro. Se rinviavano la partita era meglio. Almeno Gattuso aveva un po' di tempo per prepararla. Che può prepararlo? Che gli vuoi dare? Almeno un briciolo di gioco ve l'ha dato. Un briciolo di gioco ve lo sta dando almeno. Mamma mia, non è possibile. Non è possibile. E tutti i sabati, e tutte le domeniche. Ma voi veramente ho fegato tanto, ma avete fatto fuori fegato. Mannaggia la puttana, mannaggia.
Mamma mia, mamma mia. Posso farmi che cazzo, vengono a Napoli, fanno sempre la partita della vita. Mamma mia, la settimana prossima il Parma perde, ma poi ti faccio vedere. Il Parma la prossima settimana perde, io devo pazzare la sconfitta del Parma. Come Bologna con Milano ha fatto, con Napoli ha fatto la partita della vita, aiuto contro Milano, che sta peggio in lui Milano. Il Milan ora ci sorpassa pure in classifica, rendiamocene conto. No, c'è chi da morto, una da auto. Mannaggia, pure il Milan ma ci sorpassa, pure il Milan. Madonna mia, voglio, madonna mia. Ma che abbiamo fatto noi di male, noi tifosi? Che abbiamo fatto? E poi che su scemi De Laurentiis. Voglio, tu devi mandare via Insigne. Chi Insigne è la rovina del Napoli. Finché ci sarà quel pezzo di merda con Mino Raiola dietro, il Napoli farà sempre schifo. Allora, fammi fare una buzzata. Madonna mia. Mamma mia, io, ma che fine ha fatto questo Napoli? Che fine ha fatto? Giocavamo per lo scudetto 2 anni fa, per lo scudetto, no per trasferire in Champions League, per lo scudetto. Meno male, mezza stagione l'avete salvata, mezza. L'avete salvata ancora un cazzo. Perché tanto mo ce ne scimma agli ottavi. Mo, col culo che c'è il Napoli, ve lo dico già ora, col culo che c'è il Napoli o becca il Barcellona o becca il Paris Saint Germain. Fratello, tengo fare la lunga, c'è il cheese. Questa macchina è merda. Mamma mia. Col culo che c'è il Napoli piglia il Barcellona, poi faccio vedere. E ce ne scemo pure là. Poi col Perugia, martedì, quando passiamo? Martedì, quando va il gennaio, a febbraio, quando cazzo passiamo la Coppa Italia? Almeno la Coppa Italia la vogliamo portare a casa quest'anno? La Coppa Italia, manca da Mazzarri, la Coppa Italia, voglio Mazzarri. Gli unici trofei che ha vinto questo Napoli, di De Laurentiis, li ha vinti Mazzarri. Non con bel gioco e non con grandi giocatori, perché c'aveva solo Cavani e Lavezzi e Amsic. A difesa teneva Cannavaro, Campagnara, Ronica. Rendiamocene conto. A questo Napoli manca una persona, anzi 2 persone mancano a questo Napoli, che tutti quanti dicevate che facevano schifo, che non erano da Napoli. Un certo signore con la cresta così, con il numero 17 dietro la schiena, quello è uno. Marek Hamsik, che poi ce ne manca un altro. Il signor Giorginio che noi l'abbiamo venduto al Chelsea. Mannaggia puttana. Voglio, Fabian Ruiz, e qua lo dico e non lo nego, Fabian Ruiz è la wallera di Giorginio. Mannaggia, Fabian Ruiz è la wallera di Giorginio, ma è proprio la palla destra. Mannaggia, io Fabian Ruiz ha rotto cazzo, è lento, è macchinoso. È troppo macchinoso per il calcio italiano, è troppo macchinoso. Ma come cazzo è possibile che in due campionati spagnoli che vanno a 200 all'ora, parlano che fanno maratona e poi vengono in Italia e fanno schifo. Mamma mia, è un'agonia. Quando gioca il Napoli è diventata un'agonia. Una volta, lo scorso anno aspettavamo il Napoli che tutta la settimana per vedere il Napoli giocare. Ma ci avete fatto venire pure schifo di aspettare la domenica, il sabato o venerdì. Che cazzo è che mostra sto campionato fa schifo. E morte da zona e Sky. Che tanto sono tutte e due insieme. Fatevi il pezzotto. No, vero, facetevi Sky, se no mi arrestano. Mamma mia. E io pago 2 abbonamenti perché ho DAZN e Sky, 2 abbonamenti per vedere Napoli, per vedere il Napoli, 2 abbonamenti. Lascia un mi piace e muovete, mannaggia bucchino, mannaggia. La vinceremo una partita, prima o poi vinceremo la partita e stapperemo lo spumante. Vi giuro, stappo spumante quando Napoli vince una partita. Lascia un mi piace, iscriviti al canale e commenta qua sotto cosa ne pensi di questo Napoli. Scedatevi lo suono, svegliatevi da questo sogno. Ciao, stati buoni.